credo sia una buona lista rappresentante di tutte le province, di tutte le realtà sia economiche che sociali, di tutte le professioni e ovviamente adesso bisogna riempirla con i voti. Il fatto di essere stato piazzato all'8° posto nella lista per il Senato, alle spalle oltre che di Berlusconi, Ghedini e Sacconi, anche di Bonfrisco, Zanettin, Marin e Casellati, non fa perdere il sorriso a Mario Dalla Tor, vicepresidente della provincia e coordinatore veneziano del PDL. Chi invece pensa che le liste dovevano essere diverse è Michele Basso, il giovane sindaco di Meolo, che di Dalla Tor era stato avversario all'ultimo congresso provinciale. Io avevo lanciato l'allarme prima della presentazione delle liste, già ai tempi dei coordinamenti provinciali, di evitare che anche questa volta ci fossero i paracadutati da Roma o comunque dei parlamentari uscenti con 5 o 6 legislature alle spalle. Purtroppo è avvenuto ancora questo. Ma per Mario Dalla Tor il rinnovamento invece c'è stato. Se uno le guarda attentamente all'interno vedrà che una volta che saranno più o meno dalle previsioni che abbiamo confermati gli eletti che pensiamo, buona metà è nuova. Dalla Tor pensa forse ai numeri più bassi delle liste che per essere eletti devono sperare in una grande affermazione del PDL. Sul rinnovamento Basso è decisamente scettico. C'è stato poco rinnovamento, i giovani o amministratori sono in fondo alla lista, quindi senza nessuna speranza di elezione, e questo ci preoccupa un po'. Il sindaco di Meolo sta pensando a una possibile candidatura nelle liste collegate al PDL come Fratelli d'Italia, Centrodestra Nazionale o la lista Mir di Samorì. Liste collegate al centrodestra che possono dar spazio a giovani e quindi il cittadino può trovare rappresentanza sempre rimanendo però affiancati e coalizzati al centrodestra.